600 alloggi, 600 sogni che si realizzano, un villaggio che nasce con l'obiettivo di ingrandirsi ulteriormente. La Nuova Conegliano nasce in Senegal, a Bignona, dove un gruppo di immigrati della pedemontana trevigiana ha deciso di fare ritorno dopo 2 decenni passati in provincia. Da un lato la crisi economica che morde e che non lascia tregua a chi rimane senza un lavoro, dall'altro il sogno mai sopito di far rientro a casa dopo anni di lavoro nel nord-est. Ora l'iniziativa ha raccolto i favori della politica locale, la scorsa primavera la prima pietra di quello che viene chiamato il quartiere Veneto. Piuttosto di stare qua e vivere alle spalle magari dei servizi sociali o altri servizi che devono provvedere a darci un sostentamento, noi pensiamo di rientrare tranquillamente. Qui non stiamo parlando di gente che si è trovata nell'indigenza e quindi viene riportata a casa, è gente che comunque continua a lavorare, che ha il proprio posto di lavoro, ma che però pensa anche al futuro. E per fare ritorno nella loro terra d'origine, la cosa che serve di più è proprio un tetto. Mais il a l'ambition demain. Di ritornare deve essere sicuro che quando vai là tu troverai qualcosa di più importante, è la casa. Quando tu hai la casa, là il resto viene da solo. Sono già un centinaio le case prenotate tra le 600 che si stanno realizzando e l'obiettivo della politica è quello di valutare la possibilità di recepire qualche fondo europeo o qualche stanziamento regionale.